Beh, una grande emozione oggi, una bellissima giornata, tanta gente, passare di qua per la prima volta dopo quella maledetta serata della mareggiata che ha distrutto la nostra strada, essere passato in nuovo con la macchina è veramente, seppur una strada di cantiere, comunque veramente una grandissima emozione. Non nasconde la sua emozione il sindaco di Portofino Matteo Viacava. Attraversare per la prima volta a bordo di un'auto il tratto di strada della provinciale crollata dopo la mareggiata del 29 ottobre è sicuramente un passo cruciale nel percorso di ritorno alla normalità avviato già nelle ore successive al disastro. Una strada di cantiere, quella realizzata dai tecnici della città metropolitana di Genova e dalle ditte incaricate dell'appalto, ma che potrà comunque essere utilizzata dai mezzi di servizio e quelli di soccorso per gestire le emergenze. Avere già una strada di cantiere può consentire il passaggio di vigili del fuoco, di mezzi di protezione civile, che adesso, grazie a Dio, siamo riusciti a farli passare da quella strada che collega tramite il CULM Portofino, quella strada percorso forestale, che è stato molto utile in questi mesi. Adesso, avendo questa possibilità in più per i mezzi emergenziali, insomma, siamo anche più sereni come portofinesi, come abitanti di Portofino, oltre che da sindaco. Al lavoro oggi anche i rocciatori per la messa in sicurezza del versante. Una giornata di sopralluogo, quella che ha visto la presenza del presidente della Regione Liguria, che ha confermato lo stato di avanzamento dei lavori. Obiettivo resta l'apertura al pubblico della strada a senso unico alternato per i giorni di Pasqua, ma non è escluso che questo si possa fare già con qualche giorno di anticipo. Tutto dipenderà dalle condizioni meteo che finora hanno aiutato molto. Anche oggi tanti turisti hanno raggiunto il borgo utilizzando la passerella pedonale realizzata a sbalzo. Transitabile durante gli orari di chiusura del cantiere, resterà in funzione ancora poche settimane. La passerella stessa sarà probabilmente rimossa fra 2 settimane per consentire di intervenire anche proprio in quella parte che oggi è occupata dalla passerella. Questo non impedirà il transito pedonale perché ci stiamo attrezzando per fare in modo che i pedoni possano transitare in sicurezza sulla parte di infrastruttura già ricostruita.